Doveva essere un anno bisestile, è stato un anno bisestile, quindi secondo le tradizioni un po' tirchio di soddisfazioni per noi veneti, ma non è mica andata così. Anzi, è stato un anno importante, un anno buono, un anno con tanti accadimenti rilevanti e che segneranno il percorso della nostra storia anche più avanti. È stato innanzitutto l'anno della cultura, i 500 anni di Palladio, con una mostra straordinaria prima a Vicenza e che andrà prestissimo questi giorni a Londra per poi andare a Washington. C'è tutto il mondo che ci richiede qualcosa che abbiamo realizzato per ricordare il più grande architetto di tutti i tempi. Ed è stato l'anno delle grandi inaugurazioni, è arrivato qui il terminal gasiero, che produrrà il 6% dell'energia necessaria a tutto il paese, non soltanto al Veneto. Qualcosa che doveva esserci anche nelle altre regioni, ma che le altre regioni non sono riuscite a realizzare. E infine abbiamo festeggiato, più bello di tutti, la fine dei lavori, quelli che si protraevano da tanti anni, le discussioni, le liti, i lavori soltanto da 4 per dire la verità, quindi l'abbiamo realizzata anche velocemente, e del passante di Mestre. È stato un anno con qualche ombra, si parla e si ricorre spesso alla parola crisi. Sarà, ma io sono vecchio di questo mestiere e sento parlare da tanto tempo, ricorrente, il tema della crisi, come se all'orizzonte ci fosse la miseria, come se dovessero mancare persino i beni essenziali. Non è così. Io ci sono abituato, ci siete abituati anche voi. Ci saranno delle difficoltà, ci saranno molti che dovranno adattarsi e affrontare una situazione diversa, ma io credo che accadrà come nel passato, alla fine ce la faremo e anche gli osservatori più attenti dicono che sarà il Veneto, la regione italiana, a pagare meno le conseguenze di una crisi che non è colpa nostra, che viene da molto lontano e che noi ci limitiamo a assorbire. Quindi il 2009 sarà un anno molto bello e il primo augurio che vi faccio è ai primissimi giorni di febbraio, quello di percorrere il passante togliendoci un'angoscia che ci ha accompagnati in tanti anni.